Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni e ben ritrovati tutti quanti. Allora, questa volta facciamo un po' qualche passo indietro nel tempo, diciamo così, perché ritorniamo a un festival che si è svolto quest'estate, precisamente dal 4 al 6 luglio 2025. Questa era la quarta edizione della Puglia Soundtrack Awards, che è un premio internazionale al quale Massimo ormai sei ospite fisso, diciamo così, però la grande qualità di questo festival è che ogni volta ci sono degli ospiti italiani e internazionali di grandissimo livello. Noi abbiamo diviso il reportage che ha realizzato Massimo Privitera in due sezioni, in due capitoli, in due puntate. Oggi iniziamo, diciamo, con tutti gli italiani, i compositori italiani che sono stati premiati alla Puglia Soundtrack Awards e nello stesso tempo però hanno fatto anche un qualche tipo di master incontro, no, con il pubblico. Sì, diciamo che in uso al festival, prodotto, curato da Cyril Morin, che è un famoso compositore francese, e da Loredana Epifani e da Antonella La Camera, e Antonio Ribezzi, ha la peculiarità di avere il pomeriggio e la mattina i workshop, sia in inglese che in italiano, perché il premio è internazionale per l'appunto, che poi la sera, la serata di gala con i concerti e le premiazioni. E ogni, diciamo, premiato il più delle volte si cimenta anche lui stesso nell'eseguire i suoi pezzi e nel performarli. Quindi è un festival molto a conduzione familiare, ti senti veramente a casa, però di grandissimo respiro internazionale. Precisamente l'estate scorsa abbiamo avuto, quindi dividiamo le due puntate proprio in questo ambito qui, sia italiani che stranieri. Abbiamo avuto Carlo Crivelli, Fabrizio Mancinelli direttamente da Los Angeles e Giuliano Taviani e Carmelo Travia, e questa è la prima puntata proprio dedicata a loro, alla quale abbiamo chiesto perché si cimentano da anni nell'ambito della colonna sonora e perché sono stati premiati o le loro sensazioni proprio del festival per la prima volta vissuto dal vivo. E allora andiamo ad ascoltare questa prima parte della Puglia Soundtrack Awards che si è tenuto a Carovigno, in Puglia, importantissimo, ascoltando proprio i compositori italiani. Buona visione e buon ascolto. Sono Fabrizio Mancinelli, compositore e direttore d'orchestra. Sono italiano, ma vivo e lavoro negli Stati Uniti da qualche anno e sono qui in Puglia, a Carovigno specialmente per la prima volta, per il Apulia Soundtrack Awards e per celebrare la musica insieme a dei colleghi e maestri che ammiro tantissimo e a dei giovani compositori emergenti, e tutti qui festeggeremo la musica in questo bellissimo castello, un'esperienza meravigliosa come poche altre, perché è un'esperienza soprattutto di comunità anche. Il mio pensiero compositivo ha sicuramente le sue radici nel teatro d'opera, che per me ovviamente era cosa mi affascinava di più nei miei studi e poi anche nei miei primi lavori, quando io ho lavorato con il compositore Giancarlo Menotti, che è stato uno dei più grandi operisti del XX secolo, e quindi mi è sembrato comunque una naturale transizione passare a quello che era un po' il teatro musicale e soprattutto la musica per le immagini, perché il cinema è diventato quello che era un po' il teatro lirico, che era lo spettacolo più completo, ed è passato appunto nel cinema. Poi io amavo moltissimo l'animazione e amo moltissimo l'animazione, che mi dà la possibilità di scrivere, sviluppare dei temi e lavorare con dei temi vari e fare quello che sapevo far meglio, che era temi, variazioni, giocare con i suoni, giocare con le miriadi di possibilità. Il mio pensiero compositivo è un pensiero vasto, è un pensiero che non deve limitare la tavolozza, ma che anzi poi col passare degli anni mi ha insegnato ad apprezzare ogni genere musicale separato e trovare i 1000 colori dell'arcobaleno in tutto quello che ascolto e studio. È difficile rispondere alla domanda su quale sia la colonna sonora che ho scritto e mi rappresenta al meglio,
perché ogni colonna sonora ha un pezzo fondamentale di me e la bravura probabilmente del compositore anche di musica dell'immagine sta nei vari stili, nel mettere sempre la propria firma. Quindi devo dire che ogni colonna sonora che ho scritto mi rappresenta al meglio. Poi ci sono dei brani comunque che prediligo, che ho prediletto nella scrittura. Per esempio c'è un brano della colonna sonora del film Hereafter che ho scritto l'anno scorso per Paramount che mi ha chiamato, devo dire così, perché come diceva Menotti una volta, diceva io sono come il raddomante con la bacchetta e cerco l'acqua. Io ho trovato l'acqua in questo pezzo e come diceva pure nelle conferenze che abbiamo fatto il maestro Carlo Crivelli, il film ci deve suggerire e quindi è un lavoro veramente istintuale e questo pezzo si è scritto da solo, però l'ho sentito uscire dalla mia anima e quindi è uno dei miei pezzi preferiti e si chiama Self Forgiveness. Salve, sono Carlo Crivelli, compositore e sono qui per la Puglia Soundtrack Awards. Il mio pensiero compositivo è molto vasto, nel senso che io ho sempre tenuto distinte la mia attività di compositore puro rispetto all'attività di composizione per le immagini. Compositore per quanto riguarda il cinema è molto difficile dire qual è la mia poetica musicale perché dipende dalle immagini che devo commentare. La colonna sonora che meglio mi rappresenta è difficile dirlo, ce ne sono diverse, ma penso per esempio una che mi viene in mente subito è Vincere di Bellocchio, per esempio, perché è una colonna sonora molto complessa per il linguaggio cinematografico che Bellocchio ha espresso magistralmente e quindi poi la colonna sonora ha dovuto seguire cambi di linguaggio. È stata un'operazione molto complessa e che mi sembra che mi sia ben riuscita e quindi sono legato a questa colonna. Ciao, mi chiamo Carmelo Travia, sono un compositore di colonne sonore. Quando scrivo musica è un viaggio emotivo. Cerco di far sì che ogni nota sia un passo che guidi lo spettatore nelle sfumature dell'anima dei personaggi. Sono affezionato a un brano nel quale non ho né suonato né arrangiato e nulla, è proprio il brano col quale ho conosciuto Giuliano Taviani e si intitola Pizzicato Emiliano, tratto dal film A domani, regia di Gianni Zanasi. La colonna sonora che ci rappresenta meglio per me è Cesare deve morire, dei grandi Paolo e Vittorio Taviani. Ciao a tutti, mi chiamo Giuliano Taviani, sono un compositore di colonne sonore. Sono qui nel castello di Carovigno, ospite della Puglia Soundtrack Award. Ringraziamo Cyril Morin per l'ospitalità e siamo appunto felici di poter parlare del nostro lavoro qui in questo posto meraviglioso. Ma il mio pensiero compositivo quando scrivo una colonna sonora è l'emozione che mi arriva dalla sceneggiatura per primo e poi dopo dalle prime immagini che il montaggio ci fornisce. Mi piace proprio, abbiamo scelto di essere compositori di musica applicata proprio per questo, per la sinestesia, per tante arti che convergono insieme in un unico progetto. Quindi ecco, parto dalla sceneggiatura e poi subito dal primo montaggio per cercare di capire qual è il giusto tema, le giuste frequenze da poter accoppiare, diciamo, alle frequenze che il regista ha creato col suo film. Ma la colonna sonora che meglio ci rappresenta è difficile dirlo. Ora siamo qui a presentare Diamanti di Ferzan Özpetek e forse questa è quella che ci rappresenta di più.